ti preghiamo, dona il tuo perdono. Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore. O buon pastore, tu che dai la vita, parola certa, roccia che non muta, perdona ancora con pietà infinita. Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Ispiraci, o Padre, pensieri e propositi santi e donaci la forza di attuarli prontamente. E poiché non possiamo esistere senza di Te, fa che viviamo secondo il Tuo volere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Ester. In quei giorni la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, presa da un'angoscia mortale. Si prostrò a terra con le sue ancelle da mattina a sera e disse: Tu sei benedetto, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Vieni in aiuto a me, che sono sola e non ho altro soccorso all'infuori di te, o Signore, perché un grande pericolo mi sovrasta. Io ho sentito dai libri dei miei antenati, Signore, che tu liberi fino all'ultimo tutti coloro che compiono la tua volontà. Ora, Signore mio Dio, aiuta me che sono sola e non ho nessuno all'infuori di te. Vieni in soccorso a me che sono orfana e poni sulle mie labbra una parola opportuna davanti al leone e rendimi gradita a lui. Volgi il suo cuore all'odio contro chi ci combatte, a rovina sua e di quanti sono d'accordo con lui.
Quanto a noi, liberaci dalla mano dei nostri nemici, volgi il nostro lutto in gioia e le nostre sofferenze in salvezza. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio santo. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. La tua destra mi salva, il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rendimi la gioia della tua salvezza. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? E se gli chiede un pesce gli darà una serpe? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Parola del Signore. La parola del Signore che abbiamo ascoltato quest'oggi ci presenta una pagina in cui cogliamo come dovrebbe essere la nostra preghiera di fiducia e di abbandono al Signore. Il contesto della prima lettura è un momento particolare di difficoltà, ma come dice nella preghiera la regina Ester, c'è un'azione del male contro un popolo, di annientamento, e quindi questo rifugiarsi al Signore con la certezza di essere ascoltati. Nella preghiera di domanda c'è proprio questo atteggiamento di fiducia e di abbandono al Signore e la certezza, come abbiamo risposto al Salmo, nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. E la pagina del Vangelo sottolinea proprio con alcuni detti del Signore questa fiducia nel Padre che sa di cosa che abbiamo bisogno, e quindi l'invito a chiedere, a cercare, a bussare,
e fa riferimento un po' a noi, alla nostra vita. E il Signore dice: se voi che siete cattivi sapete ascoltare, sapete fare bene alcune cose, tanto più il Padre vostro che è nei cieli. Ecco, una settimana particolare questa in cui già ci è stato annunciato che abbiamo questo Padre e ancora la sottolineatura di chi è questo Padre. E noi tante volte preghiamo il Padre nostro, ma dovremmo avere dentro il cuore proprio questa fiducia di un Padre che sa di cosa che abbiamo bisogno. E la conclusione di oggi è molto semplice. Viene detta anche regola d'oro: tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Ecco, oggi ci trovi questa parola attenti alla nostra vita, al nostro impegno nel fare la volontà del Signore, e certamente quello che gli chiediamo il Signore ce lo concederà. O Signore, che riveli nella storia dell'uomo il disegno della Tua provvidenza, guarda le necessità del Tuo popolo e ascolta il grido della sua preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa annunci sempre l'opera mirabile di Dio che, inviandoci il suo Figlio diletto come Salvatore, non ha cessato di prendersi cura di noi e di guidarci nel nostro cammino. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché gli uomini scoprano nell'intimo della loro coscienza il profondo desiderio di avere un Dio con il quale poter dialogare come figli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché le persone provate dalla vita e abbandonate a se stesse, sull'esempio della regina Ester, ricorrano fiduciose a Dio, che riempie il vuoto della solitudine e viene in soccorso nel momento dell'afflizione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i genitori e i responsabili dell'educazione sappiano insegnare ai giovani con le parole e con l'esempio il modo e l'atteggiamento giusto per rivolgersi a Dio nella preghiera. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché questa nostra comunità, nella fiducia e nella fedeltà dello Spirito, si apra con cuore filiale al Padre che è nei cieli, per ricevere da Lui ogni cosa di cui ha bisogno. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio nostro Padre, Tu ci esaudisci al di là di ogni nostra attesa. Donaci il Tuo Figlio Gesù, l'unico vero nostro bene.
Fa che non ci stanchiamo di bussare alla tua porta con cuore umile e puro, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli nella tua bontà, o Dio, le preghiere e le offerte che ti presentiamo e converti a te i nostri cuori, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini uniti in eterna esultanza. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti,
tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Riccardo, presbiteri, diaconi, i consacrati, tutto il tuo popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Della tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Canto 441. Sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, Figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre, con i tuoi, fino a quando io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio.
Preghiamo. Signore nostro Dio, questi santi misteri che hai affidato alla tua Chiesa come forza e vigore nel cammino della salvezza, ci siano di aiuto per la vita presente e per quella futura. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Numero 262. Lodate Maria, o lingue fedeli, risuoni nei cieli la vostra armonia. Lodate, lodate, lodate Maria. Maria, sei giglio di puri candori, il cuore innamori del Verbo tuo Figlio. Lodate, lodate, lodate Maria.